Prosegue l'attività delle Popolari Venete, Veneto Banca e Popolare di Vicenza con gli azionisti. Obiettivo arrivare all'80% di adesioni alla proposta di risarcimento e poter così proseguire con il piano di risanamento. Un'attività che ovviamente non ha trovato il favore di tutti e circa 3.000 risparmiatori sono seguiti dall'avvocato Calvetti, che spera nel risanamento ma che è anche convinto che chi aderisce in questi giorni lo fa soprattutto per un motivo psicologico. Chi ha aderito significa che era sufficientemente felice di quello che gli era stato proposto, oppure forse è meglio il caso di dire non che fosse felice di quanto veniva percepito, perché quello che è stato offerto è stata veramente un'elemosina, quanto forse per eliminarsi il problema psicologico. Quanto all'attività di convincimento, una sorta di lavoro ai fianchi che le banche stanno facendo per raggiungere la soglia sperata, è evidente come dal punto di vista degli istituti non ci sia alternativa, non si può insomma parlare di eccessiva insistenza. D'altra parte il fine giustifica i mezzi, dovevano portare a casa un risultato, se no la Banca d'Italia avrebbe dovuto pagare tutto quello che Fondo Atlante non aveva la possibilità di fare. Difficile dare consigli in questi casi, ma secondo il legale, se si tratta di un aspetto più emotivo e psicologico e si teme di non sopportare altre emozioni, attese, ansie e preoccupazioni, meglio firmare e togliersi il pensiero. In caso contrario, È un fatto soltanto economico, ecco, non vedo come possano essere risolti i problemi da parte di un risparmiatore ricevere questa elemosina.